Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Voi di pittura, ma tu la sono i penarei, ma io avevo la sassa qui. Oh, vuoi in chiamare a Ciri, Yukumo? Oh. Non so neanche in chiamare. Ah, c'è mood. No, io avevi la sassa qui, ma oi, non capisco. Bah, io faccio il mio disegno. C'è raffreddore qua in voi, però. I fazzoletti. Ma non hai le sacchette? Dove sono i fazzoletti? Ah, vai Luca, un fazzoletto. Venga, che ti... Me lo hai chiappato fino a dentro, l'hai chiappato! Io ho fevelli furlan. Qual è il tuo super poder? Qual è il tuo... Ah, che tu sei furlan. Ah, dai! La razze cattine si sveglia mattine, si russe gli splumis, ta canzata all'unis. Si crotla pui biele, ma duarta la casele. Mi conti tu, anche tu? Va bene. La suris. La biele suris, cul socia piel gris, cu la code drette, tanche un spali in sacchette, iri cantave, ue a mangia la blave. Oh, c'è biele. Contimi un'altra, Zoe. Il Ritz, con che il Ritz a simbaline, sale rabbios, ti traine spine. Con le strac di pale e pic, lui al cene curridic. La domenie pariesi biel, si petene curristiel. Non stave pure.
I rais sono nostri amici. Siete sicure? Per da buon? Poveretto. Mamma. Fazem un gioc. Vi adesso se sboins di chiattà il Rhein, taches disen, in 10 secondi. Se so pronza, Cirillo? Vie! Lu avevi occhiattato? C'è munno! Cirit mior, cum aus ding dome 6 secondi. Vie! Il Rhein non li era un scherzo. E come volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, carneval, par talian, carnevale, par inglese, carnival, par tedesco, carneval, par sloven, pust, par spagnol, carnaval. A carneval ogni matec al val. All'ul di che tal periodo di carneval, se tu vuoi, tu puoi fare qualche piccolo scherzo. Voi frus us presenti il libro dal di. Il purcì di non alcide, al coreve di buride. Sgarfan vie tutte la tiare, con tal ciaf sempre che gare. Dutal di su e giù tal borg, sia le nave par New York. Dignot la Sisile a fas luz cu la pile. Esuale si mette in pose e va via drete e va via le drose. Ma il mese di febbraio a fas luz cul farar. Dal mies di un prat zal di colse, il gneuro al sumie di cori a monse. Li smesciati se han potenze, io frei dut sulle partenze. Felipe Massa, il brasiliano, lo hai passato dalla chicane. O puoi arrivare tan prinda iomis, io non mi fermi a cambiare gomis. Se mi sfidi in solle ploe, io i fas passa la voe. Frane curve une cumiere, sempre prin sod la bandiere. E si orvette il tedesco, sì e no al rive al second puesto. Ma sumiante al crickel di. Strat di cori, torni a dormire. Voi frusu fasso une sorprese, us conti anche mo une storie. Vive lis fritulis, tirat fur di armeline, avventuri scuntune chiavelade speciali, di Francesca Gregoricchio. Vive lis fritulis, vino di fai biscotti? E domande armeline. Contents come paschis? I chiavei a combinin une picciole sunade con padielis e tapons, tal tim che armeline tire su, sul plan de taule, un biel vulcanut di farine blanche. Non è maniere di resisti al fof de farine blanche. I chiavei attachin a sofflà tan che la farina svole dute a tor e va a platà ducce che chiate in cucina. Armeline tutte cuvierte di farine blanche e par une fantasime a fasin i chiavei quando il gatteo ali entra in cucina. Puarteo! C'è
e spac. Tal schiampà, Teo alzalte sulla tavola, al po' che la bottiglia dal latte che colle per zore di un sedon di legno che svole per aia e da dentro une padiele picchiate. Un ver tananai. La padiele partì stanche un disc svolante e file furpa al balcone de cucine e va a sbatti quintre di un gres pomar, plen di milucci madurs. C'è stiassade! I milucci attacchino a distaccarsi e a rischiare di colare sul chiaf dal puar surisin Serafin. Cuiez, non è pure. I chiavei di Armeline si buttano a parare i milucci e il surisin a lei salv. Ma c'è vino di fa come con tutti questi milucci? E domanda Armeline. Lis fritulis! A Berlin i chiavei e anche Serafin. E tutti attacchino a lavorare in armonia. Vedi? Sasta ciò che mi è succeduto, voi? Voi hai conosciuto un signor che si chiama Juan di Gidio. Lui a lei il pari di Zoe e di Neve, lis dos fantacinis che non sanno letto così tan ben lis filastrocchis dal libro dal titolo I Animats. Pensa che quel libro lo ha scritto proprio lui. A Juan di Gidio ogni tanto plas fa mateccia che come me, che ampore dai Reins, vestirsi di super furlan. Per fortuna Zoe mi ha rassicurata, mi ha detto che i Reins non hanno nessuna voglia di fare male. Come hanno a fare di cena, figli? Mamma, frus. Se stu bon di fevelà per furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 vot un 4 oppure a maman@tvstar.com. Due carabinieri affermano le macchine. Dentro sono un uomo di una certa età e un can. Il can sta guidando. I carabinieri dicono al vecchiotto: "Che scusi, sai al che sta facendo guidare il can? È un reato. Al rischio dai 5 anni di galere." L'uomo all'alza le mani e al dito: "Io sei innocente, non hai fatto nulla. Io ho fatto l'autostop a tu mese e il can mi chiappa su. Mandi." E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per Cresius con plui lenghis. Il problema di quale variante della lingua minoritaria usare col bambino è un falso problema, perché tutte le lingue hanno diverse varianti e quindi i parlanti di diverse varianti della lingua si capiscono alla perfezione, ma nelle lingue minoritarie spesso si crea un falso problema di comprensione che nella maggior parte dei casi non sussiste. La variazione esiste in tutte le lingue ed è un fatto normale di tutte le lingue. Che pal solito è sempre d'aria, fa giocare gli altri, o invece le farai giuia io. Che dentro ho una sorpresa per te. Qui, Sal? Oh, sono Miriam. Oh, sei venuta a portarti una sorpresa. Miriam, mandi! Oh,
Una sorpresa per me? Sì, sì. Arrivi subito. Aspetta che studi il fiarco, stavi soppressando il vestito per là, fa feste di carnevale. Ma anche di Alene e Welling in quintai a Miss per feste di carnevale. Alene, sei tu pronte? Aspetta un momento, che ho il J col mangia. Oh, bon. Allora, come podem partire? Tu vederàs, c'è fiestone che nos faranno amici quando arriviamo sul Mataior. Dai, anem a fare feste, dai. Guarda boh. Sì, sì, sì. Non vi ho la ora di chiataio. Ma anem. Chiamenne. Oh, se arrivas, sono tune crosere. Ma di che bande vengono di là? Di qua o di là? Di qua o di là, cui lo savarà. Pensa un po' parsore e non stave premure. Di qua o di là, cui lo savarà. La strada è che ca, a bonus portarà. Oh, di qua. Ma Mandi fa canappe. Mandi, vieni sto con noi. In dove la vai? Onen sul Mataiur per feste di carnaval. Parda bon. Sì. Ho voluto dire, fa canappe. Non può di no qua che si tratta di fa feste, dai. Anen. Veramente mi fa splaser. Se tu portassi il J, tu. Mi dispiace, ma non può. O hai gli vicissimi mans. Sarà cor più tardi. Oh, va bene. Perché ste volte o porti anche io il J. Dai, anen. Chiamenne. Oh, sen rivas a une beorchie. E come? Che bande vengono di là? Di qua o di là? Di qua o di là, cui lo savarà. Pensa un po' parsore e non stave premure. Di qua o di là, cui lo savarà. La strada è che ca, a bonus portarà. Oh, di qua. Di qua. Oh, E che l'acquisa? Mandi pust. Vieni tu con noi. E dove la vai, Onen sul Mataiur per feste di carnaval. Ah, guarda boh! Oh, ben volentieri! Il pus non può dire quando si tratta di fare feste. Veramente mi fa splaser se tu portassi tu il J. Oh, vedi, spras proprio, ma forza di saltare e strondenare mi fa su mal un pi. Oh, va bene. Anche perché ste volte ho parti anche io il J. Ani, chiamenne. Oh, sen rivas a mie gemont e o soi proprio stracmuart. Come o hai di polsa? Oh no, sarà smior, mangia pring un boccone. O soi d'accordo, Gialene. Terre fuori il crostulen e i biscos. Ah, piete. Oh, no. C'è bon. Dai, mangi, Mangiai tanti dai. altri, dai. Mangi.
Ma se l'ancora al servare essenzial di bevi, sì, aspetta, cale al di bevi, ma tu hai il fiasco. Bevin, mangin. Oh, Gialine, grazie. Ben. C'è bon. Gnam. Oh, bec. De come che ho mangiato, podin ben partì. Oh, sì. O podem proprio là. Dai, anem. Chiamene. Fasin un gioc. Io dico se sbons di chiattà il crostulin, tacches disen in 10 secondi. Se so pronza, Cirilu. Vie! L'uva avviso chiattato. Bravs! Chiamene. Oh, aspetta un momento. Aspettate. Mi pare di vedere qualche don là. Anzi, mi pare di sentire. Oh, Mandy Blumar. Vedi sto con no? E non la vedo. On sul Mataiur per feste di carneval. Oh, ma per da bon, o ben volentieri. Anche si tratta di fa feste, il Blumar non può di no. Veramente mi fa esplosere se tu portassi tu il Jay. Oh, mi dispiace, ma fuance di cori, di saltà e di batti il baston e strondenà. Oh, mi fa male i pies, e le mans, anche le orecchie. Oh, bene, anche perché ste volte ho porti io il Jay. Ah, vabbè, ma dice quando vengo di là? Di qua o di là? Di qua o di là, coi lo savarà. Pensa un po' parzore e non stava premure. Di qua o di là, coi lo savarà. La strada è che ca, a bonus porterà. Oh, hai capito? Di qua. Anen, amis, anen. Chiamene. Oh, finalmente ho sen rivas in place a Montmayor. Oh, c'è strac, ma c'è contento sei. Oh, Mandy Biele. Mandy, cui chiavei color di rose, doi musin sulla somuse, parbo chiute un curut, duta rosi silvisti dut, i scarpezza son tai pis, già son prons dutti in pais, ue si bale nu je mal, ue je fieste par carneval, ue si bale nu je mal, ue je fieste par carneval. Come? Che ho sinduc? A podin fa feste di carneval? Tutti insieme! Sì, dai, Adin. feste, sì, vado in feste. E come? Volevo imparare qualche parole in diversi slenghis. Par furlan, uf, par talian, uovo, par inglese, egg. La prima ghialine che chiante e ha fatto l'uf. Allora di che per solite gli è sempre colpe di che il calfevele par prim. Dobre cukar plus farine, tu piatti sin cusine, culis nolis fas nutelle, jojce buine, jojce miele. Se tu vuoi cucina, è un bel fuoco de ventare.
Per fare l'uovo ghialine avresti bisogno di 2 uova o anche di più se volete, bruchi di garofol, una carote. Us raccomandi, prima di scominciare, lavai-si sempre le mani, un grumale intorno per non sporchiarsi, un chiappiel di cogo per non perdere chiave in tal plat e fasetsi sempre aiutare di un grande per tutti i passaggi. Se so pronti, scominci. Domandate a un grande aiutare a metti, aghe fredde e uvs dentro di un padielin e fasessi aiutare a impiare il fuoco a fiamme media. Quando l'aghe scomincia a bollire, contate 8 minuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intanto che spietate che l'aghe è boli, tagliate a rodelli la carote. Tagliate a zigzag la rodelle con un curtis per fare la creste, facendosi aiutare di un grande. Mettete a disfredare gli uova sotto le aghe fredde. Scominciate a tagliare il loro scus. Fate un taite part alte dall'uva e mettete dentro la creste. Con la ponte dal curtis, fate 2 spiccioli sbusutis, une a dret e une a ciampe dal bec e mettete dentro gli sbruchi di garofol. Fate al stesso modo anche che l'altri o che gli altri suus. Dentro te fressure, mettete anche une pontute picciole di carote che us avanzate prima e dopraitele tant che bec. Vigli, sai c'è che mi è succeduto, voi? Voi, e gli è venuto a chiatarmi in te chiasute Miriam Puppini. Quise, Miriam è una maestra di scuole d'infanzia che di qualche anno in casa si dedica con amore a contare e illustrare conti e chianti sparfrus in lingue furlane. Così Dio dice maraveis che invente e costruis e pitture e cus e ad mans di fade. E voi mi ha portato una belle sorprese. Venga stai des mascarutis sotto forme di marionettis. E sono là a una festa di carnevale e le vin contate insieme. O spero che ti sia di piaciuto anche a te. Come invece te hai di là fa di cene, scusa, vigli, ti saluti. Mamma, frus. Se stu bon di fevelà per Furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pensiero, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 814 oppure a maman@tvstar.com. Carnevale all'eripa, mil color sarà portat, suoni delle libertà, sono smascali sta Arlecchino al strenci puins, pantalona, l'alce i bras, colombine fa slinky, fa canapè di sbelle, E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio
per Cresius cum plui lenghis. Il significato di Fevelà Parfurlan come FI è fondamentalmente perché riguarda me personalmente una questione identitaria. O ben è un cerì di mantenere un filo, un leam con la nostra storia comunitaria, con che è la normalità dall'uso di una lingua che è sempre stata sul territorio, che è sempre appartenuta a me sicuramente, ma anche a tutta la comunità lì che noi viviamo e in generale al Friuli. Sicuramente è un aspetto identitario, come che dite, ma è anche una naturalezza in queste scelte che a me mi piacerebbe poter pensare che a una risposta del genere si risponde come in un mondo perfetto avresti di essere una questione quasi di un fluire naturale di queste lingue neste e non né di una scelta né di un'imposizione, perché in fin dei conti torna a dire la lingua che si fa qui storicamente di sempre e che rappresenta bene la nostra identità, che rappresenta bene una forma di comunicazione, una vera intima con le persone che si ha attorno di sé. Mi piacerebbe sentire, piuttosto che una domanda, perché fai tu parfurlan a tuo figlio, a che non fai parfurlan con i loro figli, se si dicesse perché studia vada questa grande opportunità a tuoi figli. Buondì, vedo doius di imprestami per piacere. Io hai dal sicuro. O venga a portare, sai, o arrivi dal momento. A c'è un scoventi, no? E perché ho di fare i biscossi. C'è biscos. E ho di fare i biscossi. Fasi un zuc. Dai. Vi ho detto se sboins di chiatà i biscotti, da che es disegno? In 10 secondi. Se so pronta, Cirillo. Via! Io avevi socchiatazzi. Bravs! Wow, Mandi! Oh, sei rimasta... Facceli di me? Io sono venuto a fare i biscossi. A casa me non mi era mai capitato di fare biscossi. A forma di stelle, tra l'altro. Sicuro? Sì. Ma qui sei presentai, sì. Mandi, o sono un mestre di cogos. Mandi, e tu qui sei? E io sei una coghe dall'asilo. Mandi, io sono Daria. E io sono Maura, io l'aiutante. Oh, wow, l'aiutante, io sì. Ma c'è avuto se scogos e non avessi us? Per dire la verità, io vevi, ma io ai ros per strade mi sono sentata per ore. Non puoi scrodi, ma sì, io hai dal sicuro, vigni dentro. Grazie. Porino entra? Sì, ma coventi all'unfor? Beh, sì. Allora voi hai il piano. Bravissime. Ma ciccio pasticcio? Sicuro? I frutti delle scuole di infanzia, ma da che non ca? Alle per giuia, ma in cucina si giù e anche, mica dove si mangia e si brucia pignati, sa tu? Hai capito? Ma hai veduto che anche io allora è giù e col sono? Sì. Gabri Fiorellino. Ho preso il vostro nome da. Sì, ho giù in quei frutti, fai paese anche. Penso come in cin, mi fa senso fare Fermiti là. Alla Valimans, prima di cucinare, prima di mangiare, sempre la Valimans. La vasi, li smanso ogni volta che facessi di mangiare. O voi, E come sei pronta? Sì, sono netti. Allora, come? Grumar e scuffetto. Oh, benissimo. Allora, prima il grumar. Il grumal per non sporchiarsi. Aspetta, Gabi Fiorellino, tendur. Grumar per non sporchiarsi. Sì. Sì, Allora, dopo le scuffe.
caffè, perché bisogna sempre tapponare i chiavei. Per non perdi? No, No? perché non colli i biscotti. Hai capito. Non puoi mica mangiare i biscotti che tu fai come qui ti avevi tuoi no, dentro. no. Allora, aspetta mo che provi. Ecco, tu sia alle dentro anche il ricciotto, come ben non. Sei pronto? Come tu puoi là? Allora, scominciamo. Cominciamo con la farina. Metti Ovi. dentro la Ovi 3 tazze di farina. Ovi di passarli dal passin. Anche sì. E dopo metti la fecola. Ah, la fecola. C'è come le fecole? Ma il soi Le sempre fecole, domandare. va bene, partire c'è il soffice, il biscotto anche si quei. Una tazza di fecole. Una. E dopo metti anche il zucchero. Una tazza? Una tazza. Bene, sì. Ah, non convente che il capo fa il zucchero? Passi al? Non passi, no, non non convente tu arrivi che a li Hai passare. capito, allora lo butti così. E dopo il volume. Una sedonute di lievit. Il levan per furla. Ah, ecco, brava. Ah, Là. giusto, una seduta. Giusto? dopo? E dopo vedi di metti anche la res, anche una picciare di sale, perché anche sale un dolce, una picciaduta di sale e non sta male. Una picciata di sale. Anche molto. Anche un po' molto. Sì. E dopo metti il yus, Tre. tre yogurt. Tre. Sì. Un. Se tu vuoi sti parte No, che è già rosso. No, che i ros, che i ros, che i no, ros, no, io vuoi. Un. Due. Che brave che tu sei. Dito. Ha fatto anche chiase tuoi Tu biscotti. sei poi I brava di biscotti. me di rompi us, No. però. Io ho sconosciuto cent'anni per ore per rompi. E dopo? E dopo io dico, si può mettere la spoglia, una buona spoglia, e se no si può dare... Cioè, puoi non fare i frus che non puoi mangiare la spoglia perché sono allergici come coso io. Ah, ma allora tu puoi dismettere un po' di ueli di olive dentro. Hai capito, allora aspetta, metti dentro. Metti nel Germano. vueli? Sì, C'è metti di dentro tu? il vueli. E Allora, le farine vino le mettu, vendo prade. e Danni dopo... che metti via gli occhi, se no c'è aiutante so io, Casalo Caio. su. Come dico, ne biele grattate alla scuscia. Dal narancio. C'è via il colore che ha il narancio. Il narancio Veda. ha le arancio. Ha E tutte dà le un buon scuse. profumo. Sì, c'è buon profumo. Ma Germano, perché si dopri le scuse e non il struc? Allora, le scuse è a profumo e non fa diventare neri. Invece, ciò che è dentro ha da sapore, però ha fa liquidità di preparazione. Ah, hai capito. Cir di grattare sulla scuscia, non il blanc. Perché Dove le quel... pargiale? Perché E che noi blanca des- da amar. Oh. Hai capito. Dopo ciao di fa. E dopo metti anche il limone. Perché anche il limone la rifà la sua parte, al dare il suo profumo. A che sponce si fa, zia Gabriella? Allora, come che vi metto dentro tutti gli ingredienti per fare i biscotti e di una biele mescedade. E come fate le balle? chiale c'è biele balute che hai vignone. Chiale. Viene balute di rugby la che balute lì, la però, iosto che comunque. ha la naranza e il limone. Che si vede, è vero. biele morbide, come la pausata e il pudding e scominciare a fare un po' di biscotti. A me non mi vengono così morbide quando le fassi in chiesa. Ecco, basta un ticcut perché sennò sa solo di farina. Ecco, la tiri in par bene. Ah no, a dire sì, né troppo grosse, né troppo fine, sottile, non sai, dopo se sono biscotti ma se grossi non sono bien, neanche da iodi. E allora non i facciamo, insomma, bien. Chiaro, c'è Daria, bisogno. dai una tirata anche tu, Benissimo, perché anche io se- voglio sì, provare. perché Provami. sa tu tiri tu,
al ven mio, che mo. C'è morbide, che Ma io con che c'è tiri, tu ste c'è cerga in atuli. Allora, sto doprando un mescol mai saputo che una volta si doprava anche al catri partirà le paste Isabella. Una volta si doprava il mani de scove anche, o se no le bottiglie. Hai capito? Io le mamme le bottiglie usavo le mamme. Le bottiglie, E sicuro. le mani de scove mi correve da uri. Ah. Sì, allora, dato che tu sei lì e tu la tirare beh. tan bene, come ti doi a ti di fa Aspetta una chi mi belle le stelle. farine, perché non conventa di nessuno, ma che farina. Un stampin a forme di stelle, tu lo metti sparsore de paste. Une manute, io insegno ai miei fruttuzzi a metti une manute e con che ate fracche ben parzore in maniera che Fracche? Fracche brave, brave. Sta attenta, è stato di non le fur parfum. Che brave che tu Bravissime. sei. Che da me amiche io sai du la partare. Poi io cambia mestiere, hermano. Ma sicuro, Poi anche io tu. scommessa con te. Beh, no, tu ven su con me. Oh, ven su lì tu di ven te, su con me benissimo. talgnol. Ta me scuole con i miei fruttuzzi che si fa. Tantas bielas robutas. Allora, Sì, buine. Ecco, allora che chi pensavi di fare io? Se buine la pasta cruda, intimo più buine che No. queste. No, Questa di dammi lui. amici, sai du la mettile. allora, come per fare, mo poi biei che i biscottuzi che tu hai fatto, gli metti un balinut dorato, un talmiec. Allora, sta attente, cascotti in un tic, eh? Tu avevi preparato altri, santi tu. Loro, io avevi seguito Sì, ma c'è come, o sapevi che venite di te per fare feste, per i frutti, no? Ma poi di anche cerciaio? Sì. C'è che scotti. Aspetta, il miole che il chi? E tu, Germano, provuto? Sai, di anch'io. Io. Chi che sono fatte forme di neve? Ah, Cioè, sono c'è buonissimi, sono ridotti biscotti a forma di stelle, buonissimi. E c'è profumo. Mandi. Ciao. Mandi. Sono buoni, se? Il libro dal divo e a lei, Dulaco ieri a sta prime, di Sandra Fabris e Renata Gallio. Edizions L'Orto della Cultura. Dulaco ieri a sta prime, aliere piccinin. Di sera aliere chialt e aliere biel sta duc tagliet di mamma e papà. Mamma e diseve, no, vu altris. Ma si indormidive subit e latte mil arrivavi. Di mattine, fur di corsa gioiata al cortil, ducchi a cori da urda al porcitut. So mamma lo guardiave e rugnave. La sai tastagno, picciu. Invece la mia più grande e aveva i voi boi, se une buine pucce di stale. Io sapevi ce mod fa parchiare c'ha il music. Unedì mi han comprato un vestito nuovo, ma no li scarpis. Avevi sempre li smes, che es rossis, diventadis un po' picciolis. Per foto importante mior che es di novice col tac. So voleste tornarlo a lei, domandaitelo in biblioteche o Cirillo tes libraris. E come volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, stelis, par talian, stelle, par inglese, stars, par spagnol, estrellas. Un brav cogo alvarà di sigur un puesto in paradis. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 4 oppure a maman.caiutvstar.com.
Vigli, sa c'è che mi è succeduto, voi, a son passata tu camite parte de me chiasute, ben 3 persone. Un aliere Germano Pontoni in art Ciccio Pasticcio, che fa il cogo e a lei un famoso insegnante di cucina che l'insegna cemut fa di mangiare bene. La seconda persona è Gabriella Fior, in art Gabi Fiorellino, che fa di mangiare la coghe e de scuole d'infanzia di Muec e che fa diversi laboratori ai fruttins. La terza persona è Maura Pontoni, brava editore, che è la loro assistente e che aiuta in tutti i loro laboratori. A son vignosa a domandarmi se avevi per caso 3 us per fare stelis di biscotto, ma c'è molti cogos che non hanno us. E mi hanno domandato anche se potevi prestare il for perché il loro non funzionava. Io ho avuto tanto gusto di preparare stelis di biscotti a casa me con vers cogos. Come voglio mangiare i biscotti a forma di stelle? Mamma, frus! E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per crescius con plui lenghis. Non c'è un momento in cui si può dire che sia troppo tardi per diventare bilingui. Certo, cominciare presto ha dei vantaggi perché il cervello del bambino è più flessibile, è più in grado di assorbire diversi sistemi linguistici. Il mondo è pieno però anche di bilingui cosiddetti tardivi che imparano una lingua da adulti e raggiungono notevoli livelli di competenza. La ricerca, fra cui la nostra ricerca, ha dimostrato che alcuni dei vantaggi cognitivi che sono stati riscontrati nei bambini bilingui si riscontrano anche negli adulti bilingui, quindi i cosiddetti bilingui tardivi, che hanno raggiunto un ottimo livello di competenza in una seconda lingua. Daria, Qui, Salcumò! i soi 3, varesti tu mica un dos crochettis per gli obilite? Oh, mandi, Andrea! Oh, hai crocchetti, ma son che sparvigli! Vanno bene stessi! Chiale, a mio Fulvio che hai plasen di sicuro. Ven dentro che te sdoi! Va bene, arrivi? Belli, scali, crocchetti di vigli, vadino bene? Sì, dammi cacchi, meglio un tic. Sono buoni che sca, Sì? è quasi in tanto. Tu vuoi tenere Fulvio? No, tu pure. Sì. Guarda che chi sono i smash preferiti, sapevi visto? Li sos preferiti. Ma sì? Ma Gli c'è smash, visto? chiale? Sono che mangiavi di picciol? Ma parda boh? Sì, E lui mangia... Ma ieri gli crocchetti di vigli che sca! Eri, dopo, e sono un mago. Boh, come vuoi appoggiare che alla di là dormire, alla mangiare? Mamma! Buone buon salute. Mamma, Fulvio! Come vuoi appoggiarlo? So pelite. Tu mi hai detto che tu sei su un Mac? Sì. Poi in chiesa me un Mac? Ma fammi via di Beh, allora, quando è di fare magie, no? Sì. Naturalmente si comincia con un gioco di chiarte. Sicuro? No? Allora, come ti hai veduto, gli hai preparato una chiarte grande, che è la mia previsione, no? Certo c'è che io una previsione. Che tu pensi già prima quale che potrà essere la mia scelta. Brave, bravissime. Allora, stai attento anche frusta a chiesa e come tu hai di fare con me la magia. Quando ti svoi tu mi dici stop. Stop. Ma sei tardi. Vai. Stop. Ok. Io la chiarte. Chiale, fa le video in telecamera, io non chiali. Fa video bene anche a Sieri chiesa. sorellis. Mi sieri voi, le sorelle sdot. Ha tu fatto, vedo. Mettere qui. Attenzione. Come è arrivato il momento di vedi la chiara che hai preparato, no? Ti ricordi? Anche guardi questa chiesa? Sì. Ok,
io non sapevo noi e c'è chiaro che tu potevi scegliere, no? Però io l'ho preparata qua. Guarda po'. Sarebbe magnifico, no? Se fosse proprio la tua chiarte. Oh, 1, 2, 3. Il re di picche. No, non ieri. È vero che non ieri. No. No. Non ieri. No. Impossibile, No. no. Non No, può no. sbagliare, no? No. Oh, c'è Marco anche. Scusa, ma non era che qua? No. Ma se chiarta era, scusa? Ieri le... Poi io Dai, ti lo, dimmene, le dai. femmine di Q. Quindi non era che qua? Ma sei sicuro? Vedo che era bene. Ma scusate, ma era giusta? Oh, La femmina di Q. e ieri che ma prima lì era un'altra. Facendo un gioco. Io penso se sbogli di piattà il chian. Da che es disegno in 10 secondi. Se so pronta Cirilu. Via! Lo avevi occhiatato. Bravs! Allora, come voi di fate vedere un gioco che mi piace tanto. Voi state in una scatole, tu indovinate che è dentro. Si può dare salessi. Un libri. No, non è un libro. Chiale, facciamo una roba, ti do io una mano. Lego? No, dentro vi un'altra Oh, un'altra scatola. scatole di link. No? Quindi chi dentro c'è? Voi? Voi, le sviodi, non le nuie. Che sta commenterà par dopo. Benissimo. Allora, con molto si indovinate che le denti la scatola di link. Un gioco. Un gioco. Chiaro, se me al mio nome. Mago, deda, dado. Il dado è si dentro viene un dado blanco e nero, vero? Oh. No, scusate, alle di che bande qua, cioè fa tic-toc, alle fine di cate bande. Allora, come chiappi su il dado, lo metti dentro le scatole blanche. Quindi, ricordati che da che è Dentro le scatole blanche. Come arriva la magia? Mi farai tornare il dado dalla scatola blanche a che di legno. Se so pronto, stai attento. Vedrai, sono che alle fine il gioco e resterai tutti a bocce via. Sei tu sicuro? Sì, Noi sei però. sicuro. Non puoi Pronte? Di chi a lì? Sì. 1, Due. 2, 3. Ta-da! Ma tu lo hai fatto tu con gli sto smans. Ti hai pure veduto. Sì, ti hai veduto. Mica, no. Sì, ti hai veduto. Avessi veduto anche voi altri, sì, è vero, lo ha fatto lui così. Le schiate blanche, a Non che è di vero, lei. è una magia che è. No, non è vero, no. Poi io te non lo fa. Sì, mio. Quando sto con me fino a 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Sparito. Non le puoi. Ti ho fatto così. Ma no, ma non è, non ti di che bande qua? Non è. Né di qua e né di là. Io ho detto, non è. Neanche da urno, lei. Lei è sparito. Ma neanche lì. Neanche qui. Facete la essere finite? Ma ieri dentro le schiate di legno. Non sto domandando, mi sembra che si fa, perché non hai idea neanche io. Ma tu lo sai, neanche. No, è magia che è proprio magia. Bravo, Mago Deda. Grazie. Anche mo una, ti Anche mo prego, una. sì. Va bene. Allora, come io voi di fare una con te. Ok? Siete pronte? Sì. Chiappin su le robe di magie. C'è ti coventi al perché ste magie? Mi coventi dai ballonus. Le pompe e le bacchette magiche. Ok, siete pronte? Sì. Allora, come ti insegno a fare con un ballonut il chianut. E dato che io sono un mago, lo faccio diventare un chianut. Vero. Siete pronte? Sì. Allora, però prima Sicuro. ti metti a pielotto. Magico. Il corre su. Allora, siete pronte? Tu siete di sì? Sì. Qual è il tuo colore preferito? Color di rose. No, siccome
sì, come i miei. Balottis, no? Pua. Pua. Allora, come fin bene con la pomputa, perché se no ti insegnato, no? Quindi sieralo e poi dividilo in due tox. Così viene un tu e un io. Ten che? Ma non lo... No, scusa, ten che il cane, vai. Daria, un tipo svelta la prossima volta. Allora, ormai non bevi ten colors. Qual è il tuo colore Il preferito? mio colore preferito è rosso. Isabella, Non sì, è un altro rosso. colore prima. Non tu das altri? Che dammi che rosso. Facevi plus a me il rosso. Allora, facciamo una robe. Dato che vi già fa svolare via come io lo faccio un tic poi picciolo. E io mi farai il chianut e tu la magia. No, Ok? io non sono buina di fare maghis, tu no. vedrai che tu sei buine. Allora, occhio, ecco. Sparit di new. Tranquilli che vengono altri. Dice colore? Grazie. Dice colore esa? Rosso. Il tuo colore preferito? Sì, Anche il sicuro. mio. Anche il tuo. Allora, torni. Sono robe che succedono, Allora, si era il chianut. Anzi, no il chianut, facciamo un ballonut. Sì. Allora, non può Sì, i poveri di te. Allora, per arrivare a un chianut, chiattarin 3 animali. Cominciando dal principe, poi all'essere Essica. Lì si La braccia rue, chiacchiate. il sarpin. Il serpino. Ah! Dopo? Una Luiani, insomma. No, la Luiana no. non è massetata. No. Non che le timo via. Stesse Ah. così, drastiche. E il chianut? No. No. Non Un sai. tipo i piccioli. Con i nut? Chiamo un tipo i piccioli. Non lo sai, dillo tu. No. Tu lo chiates lassù. La suris. La suris. No, no. insomma, C'è è la mondo. suris. Hai la suris, salterine. C'è mondo se metti alle... No. No, Allora così se di non ti sorella. piace la suris e fasin il... Il chianut, Però c'è non è che mon chianut. No, i manchi gli stati spardaur. E quindi Cesare che chiama un chianut. Un chianut senza stati spardaur. No, saltarini. No, come la... Dove sta attente, Allora, occhio. Come? E si arriva a sapere. E viene niente, viene. C'è Pietro, chianut. se lo vedi. Allora, se mi aveva allora, come si sceglie un nome per lui? Come si vuoi declamarlo? Ugo. Ugo, ok. Allora, per fare la magia, come a covente la bacchette magiche. Tegni nel momento. Allora, come... No, scusa. Di che bande cazzo? Strangere fa. Allora, come avrà di... Ma dai, mago Deda. Tegni le dure così, ben, mi raccomandi, non sta... Ma dai, mago Deda. Dai, va bene, allora do prima inchieste, che lì è perfetto. Allora, siete pronte? Sì. Come io Pensi ti sarai di sì. una roba T e tu devi ripetere a Gianò. Ok. E vedi se è bravo. Beh no. Siete pronti? Sì. Ugo, diventa un chian vero. Ugo, diventa un chian vero. Chiare, calmoso. Calmo le code. Oh, sì. Ugo, chi imitai voi? Ugo, chi imitai voi? C'è biele. Come dai, un tipo difficile. Ugo, senta. Ugo, sentiti. Vedo. Non l'hai sentita. C'è molto. Boh, è di stirasso. Ugo, fassi il muart. Fassi il muerto, Ugo. No. No, su, non stai, non potresti mai finire un gioco così. C'è vino qua, un sacco. Un sacco di voi. No, c'è al dentro comunque. Un letto man. Ma è fu, dentro il braccio. Il barazzo. Sta attento. Comunque, è arrivato il tuo momento. Chiappa su il tuo cus. Io che sono colato in partiere. Ugo. Guarda, Ugo. Ben, se tu c'è che ha fatto. Me dentro ben. Ok. Però se la meglio tante, no? Così dimmi di sera prima, se no. Tornami dentro, ben. Ok. Dammi la bacche tutte, se come molto chiami. Allora. Ah, Ugo. Mi sta di ieri a fatti esplodi, no?
è vero, è colpa tua. Ma tu l'hai detta tu l'hai per ultimo. spaccato. No, non Sì. fa nulla Dai, io. dammi una bussata così. Attenzione, 1, 2 e 3. E Ugo? Ale è tornato Ugo. Ale è tornato. Andi Ugo. C'è Biel, che è tornato. Così te lo regali e tu lo tieni con te. Ah, sì. Si fermai so vio di mio cartone animato preferito. Sì. Sei bravo il mago Deda, mi ha fatto smaghisi in chiesa. Torni tu a chiatarmi. Quando ti svuoi? Grazie, mamma. Mamma. E come? Volevo imparare qualche parole in diversi slenghis. Par furlan, chian, partalian, cane, par inglese, dog, par francese, chien. Ogni chian all'aude la socode. All'ul di che ogni dun al vante i suoi meriti. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 4 oppure a maman@tvstar.com. Vigli, sasto c'è che mi è succeduto, vuoi? Vuoi, alle passata a tuccamite puarte de me chiasute Andrea Colomba, in art Mago Deda. Mago Deda, lei è un giovane che di di sa in sinca alla scuviar di essi magic. Crodimi magic. Tant che mag, alla fatto le sue prime esperienze in Taibaro, in qualche sagre. Poi dopo si è sempre di più perfezionato, l'anta torpa al Marimont a focognosi i suoi striamenti, compagnia di Fulvio, la Sobilite, anche col gruppo folcloristico Chino Ermacora di Tarcint. Se volessi conoscilo, lo chiatai su Facebook di tant, Mago, Deda. E o potete esclamarlo tes vostris fiestis o tes vostris quelis. Mi sono tan divertite. Qui sa mai si arriverà ad ore a famigliata la cena è già pronte. Maman frus. E come frus, clamai donde ai vostris genitors cale al parlor. Qualche piccol consei par cresius cum plui lenghis. Il rapporto di Matilde col Furlan è assolutamente positivo. Matilde fa ben per Furlan, con qualche incertezza, è chiaro, da te bande a un'età che si sente esponude chiaramente più lingue, anche in una fase di crescita dal punto di vista linguistico. Fa ben per Furlan, fa ben per italiano in ambienti differenti, con persone differenti, che sta lì il risultato anche di una perseveranza.
una roba che io mi sento di atis genitori alle chiesto. Matilde è cresciuta in un ambiente assolutamente furlanofono, però non è stata così automatica la scelta dal furlan. Anzi, sull'imprin mia figlia arriva di italiana, sebbene che tutta la famiglia e tutti che avevano intorno di sé fossero adoperarsi il furlan con lei. Che è perché i stimoli più importanti quando sono piccoli, di spesso vengono dalle persone della stessa età, dai fruttini della stessa età, vengono da scuole materne, vengono dai cartoni animati e dalle letture che di solito sono partagliane. E anche che stimoli qui in particolare condizionavano un'evore l'uso delle lingue furlane e ho avuto di fare un grande sforzo. Dunque sai che tanti genitori mi dicono che vengono fatti di tutto, non chiacchiare per furlan, la frutta mi risponde per italiano. Io ho avuto questa esperienza, io ho tenuto duro e a mia pa, tanto lei che come Matilde, quando mi sento a chiacchierare per italiano, resto un pochino maravigliata e sa che la nostra lingua, che è proprio intime tra di noi, è sicuramente il furlan. E avere italiano come una lingua di operare in altri contesti e in altre situazioni. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto più bello gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fermi a la mamma, tutto più bello gran furlan.